Va ora in onda Potere al Popolo. Ed eccole qua le voci di Radio Libertà, ancora il buongiorno in diretta dagli studi di Milano, via Bellerio 41, il fortino della Lega. Anche la voce di Sammy Varin per Potere al Popolo, la nostra seconda parte di controinformazione. Tra pochissimo parleremo di disabilità, ma alle 11.30 avremo una giovane artista, Jacqueline Branciforte, con una cover bellissima dal titolo Aprite le finestre. Subito però, guarda cosa ti sto facendo vedere, chi ci guarda in radiovisione, su Facebook, su YouTube, sul sito radiolibertà.net, ecco la foto condivisa da un tale Elio Fagioli, qualcuno lo conosce, sulla sua pagina Facebook, la serata di ieri che si è tenuta a Busto Arsizio in provincia di Varese, una serata sulla remigrazione, con un giornalista che ben conosciamo, Mario Giordano, intervenuto anche alla manifestazione di Milano dei Patrioti qualche mese fa, e una europarlamentare della Lega che ben conosciamo, la Tovaglieri. Ministro, mandali a casa. Remigrazione, lettera da Busto presentata all'incontro con Giordano e Tovaglieri alpina. Il patto per la remigrazione firmato ieri sera da Tovaglieri davanti ai 300 presenti al Parco Foscolo si fonda su 3 punti, scrive oggi la Prealpina. Via il permesso di soggiorno a chi non rispetta le regole. Stop ai ghetti etnici e all'islamizzazione. Più incentivi alla remigrazione volontaria. Il documento che l'europarlamentare Bustocca ha indirizzato al ministro dell'Interno Piantedosi si chiude con la perentoria affermazione secondo cui la remigrazione è la scelta necessaria per affermare un nuovo modello in Europa. Di questo e d'altro, naturalmente, se ne parla quasi ogni giorno qui sulle frequenze di Radio Libertà. E a proposito di ciò che la Lega portando, ci colleghiamo con il Qui Parlamento, il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Il gruppo della Lega oggi chiede all'Aula di esprimersi sulla dichiarazione di urgenza di una nostra proposta di legge che riguarda un tema centrale nella convivenza civile di un Paese, cioè il tema dell'assegnazione e della revoca della cittadinanza. E credo, avendo sentito anche l'intervento della collega, che sia una buona occasione per ribadire alcuni concetti che dovrebbero essere scontati, ma che così scontati evidentemente non sono. Vedete, la nostra Costituzione garantisce i diritti universali che vengono riconosciuti a tutti indipendentemente dall'etnia, dalla cittadinanza, dalla fede religiosa. E ad esempio sono diritti universali il diritto al giusto processo, il diritto alla salute, il diritto alla riservatezza, il diritto a esprimere liberamente le proprie opinioni, ad associarsi. La cittadinanza, do una notizia alla collega, non è un diritto. La cittadinanza è il riconoscimento di uno status giuridico. Riconoscimento di uno status giuridico che comporta diritti e doveri e che arriva quindi al termine di un percorso di integrazione. È la coronazione di un percorso di integrazione su cui lo Stato ha discrezionalità. E anche questo non lo diciamo noi, lo dice la Corte Costituzionale, perché oltre ai requisiti di legge, la giurisprudenza costituzionale prevede che con l'evolversi della società i requisiti per cui si assume che un immigrato, uno straniero sia integrato cambiano nel corso del tempo. E allora noi vogliamo andare a incidere qui perché riteniamo che ci sono alcune emergenze da affrontare. Quali sono i modi per ottenere la cittadinanza da stranieri? Ce ne sono principalmente 3. La cittadinanza per matrimonio, la naturalizzazione di chi risiede nel nostro paese da più di 10 anni e la cittadinanza ottenuta dai minori stranieri nati in Italia al 18° anno di età. Qual è la discrasia della legge che abbiamo oggi? Che mentre nei primi 2 casi questo potere di valutazione dello Stato, anche per ragioni di sicurezza pubblica, esiste e ci sono anche delle cause ostative per legge già oggi, se si commettono determinati reati, già oggi per matrimonio la cittadinanza non può essere ottenuta.
Qual è il problema? Il problema è che invece nel caso dei minorenni nati in Italia di fatto non c'è nessuna causa ostativa oggi nella legge italiana e non c'è nessun potere discrezionale dello Stato. Si è arrivati di fatto ad avere un automatismo. Chi nasce in questo paese al 18° anno di età con la richiesta diventa automaticamente cittadino. E perché riteniamo che si debba intervenire qui? Beh, insomma, basterebbe frequentare le nostre città, perché è evidente a tutti che oggi ci sia un problema che non c'era anni fa, che è un problema di evidente mancata integrazione dei minorenni di seconda generazione. C'è un problema legato alla sicurezza, c'è un problema legato alla delinquenza giovanile e non è solo una percezione, ce lo dicono i dati. Nel 2022 per la prima volta le denunce contro minori stranieri hanno superato di 2000 unità le denunce contro minori italiani, però c'è un problema, che i minori stranieri rappresentano tra il 10 e il 14% della popolazione minorile nel nostro paese, quindi è evidente che c'è un problema localizzato in quella fascia della società. E allora che cosa pensiamo che si debba fare? Da una parte c'è l'approccio repressivo che questo governo ha già utilizzato, penso ai decreti Caivano, ai decreti sicurezza, che hanno dato alle forze dell'ordine e alla magistratura nuovi strumenti per contrastare la delinquenza giovanile. E se il comando dei carabinieri di Milano pochi giorni fa ha annunciato che gli arresti di minorenni sono saliti nell'ultimo anno del 40%, è grazie alle leggi che ha fatto questa maggioranza e che ha voluto la Lega. Ma come giustamente ci ricorda sempre l'opposizione, non basta l'approccio repressivo, serve anche quello educativo. E allora noi pensiamo che sia educativo spiegare ai minorenni stranieri che se vogliono essere parte di una comunità, quella comunità la devono rispettare, perché diventare cittadino non è automatico. E allora la nostra proposta di legge prevede che cosa? Che nel caso di reati gravi contro la persona, il patrimonio, reati di spaccio, la cittadinanza venga bloccata per i minori stranieri fino alla piena riabilitazione. E oltre a questo c'è poi un altro aspetto, è quello della revoca della cittadinanza. E vedete, su questo purtroppo ci è venuta la cronaca in soccorso per dichiarare l'urgenza. Sappiamo tutti cosa è successo negli scorsi giorni. Un gambiano cittadino italiano per diletto ha deciso di andare in strada e accoltellare quasi a morte un passante. Bene, oggi la revoca della cittadinanza è prevista solo per reati gravi, come diceva giustamente la collega, per l'eversione e per il terrorismo. Noi siamo convinti che non sia perfettamente integrato e non meriti di restare in Italia nemmeno chi accoltella, chi uccide e chi stupra. E che bene sarebbe, revocata la cittadinanza a queste persone, rimandarli velocemente al loro paese. Grazie Presidente. Grazie. Qui Parlamento.
Roba buona, roba strumentale, signori. E non è scontato questa cosa. Perché? Perché a fare questo pezzo, che si intitola Claudine, sono i 10 Diaz, scritto proprio in numero, 10 Diaz. Un intero album strumentale per una rock band. Loro fanno rock, signori. Hanno avuto bisogno di fare una pausa, un intero album presentato benissimo poi in versione chiavetta, ragazzi. C'è tutta una scatolina in legno che vi arriva a casa. Fate un giro su internet, cercate 10 Diaz, una rock band di Livorno nata nel 2008 che noi seguiamo da quei tempi, un intero album tutto strumentale, presentato benissimo, appunto in versione chiavetta, in versione CD, in versione vinile. Cosa volete di più nella vita? Vogliamo parlare di disabilità. Lo facciamo molto spesso su queste frequenze, una bellissima disabilità, visto che tra le ambasciatrici che portano avanti il significato nel 2026 di essere disabili, che cosa significa, quali sono i problemi e dove sbagliamo noi, magari noi che siamo un po' meno disabili, non è che non lo siamo ugualmente, ma magari un po' meno, dove stiamo sbagliando, dove sta sbagliando magari anche il governo che sosteniamo come centrodestra. Beh, abbiamo con noi due personaggi che portano avanti il bellissimo tema della disabilità. La prima già la conoscete, si chiama Giusy Shiré. Ciao Giusy! Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti. Piacere. Qui dalla Sicilia vi mandiamo tanto caldo, tanto. Ma veramente. zitta che fa più caldo qua, secondo me. Giù al sud siete più fortunati in queste settimane. Insomma, non direi quasi. Beh, vabbè, quindi... diciamo che soffriamo in silenzio, anche perché insomma è estate e poi soprattutto è in arrivo anche un po' di fresco nel fine settimana, ho sentito dire, speriamo non sia solo un sentito dire. Giusy Shiré, ambasciatrice internazionale della solidarietà. Attenzione Giusy, con noi c'è anche un altro personaggio che va fortissimo nel suo ambiente ed è bello, devo dire, fare squadra quando si parla di disabilità. Con noi Mary Bellomo. Ciao Mary! Ciao Sammy, buongiorno Italia, buongiorno Giusy, è sempre un piacere risentirci. Sono momenti belli che ci legano. E a me fa piacere. Percorso. E mi fa piacere. Non solo, La nostra amicizia già fu amore a prima vista.
Allora, amore a prima vista e adesso la Giusy ci spiega perché Mary Bellomo arriva da Sortino, provincia di Siracusa, ma è reina dell'Assa America. Ho sbagliato sicuramente qualche accento, qualche cosa, però adesso spieghiamo bene parlando di disabilità, parlando del CABA, il Comitato Abbattimento Barriere Architettoniche, di cui stiamo parlando da un po' di tempo, proprio perché avete notato anche nelle grandi città le problematicità che ci sono a muoversi per chi magari come Giusy è su una carrozzina, ma attenzione, vi parlo anche dei semplici anziani, chi ha problemi di movimento, a volte anche fare semplicemente un marciapiede può essere pericoloso e non vi dico quando dai marciapiedi spuntano le famose radici. Beh, signori, il CABA, Comitato Abbattimento Barriere Architettoniche, ha l'onore di avere come ambasciatrici della comunicazione personaggi come Giusy Chiré, Mary Bellomo, ma c'è anche Alexandra Moreno che abbiamo sentito l'altra settimana. Giusy, cosa state portando avanti e soprattutto, certo, l'idea di avere Mary Bellomo tra le vostre ambasciatrici. Giusy. Allora, noi portiamo avanti sempre il nostro progetto, quello dell'abbattimento delle barriere, perché è quella che ci interessa tanto nel mondo, perché l'accessibilità deve essere la nostra libertà. Quindi dobbiamo fare rete fra di noi, non occupare gli stalli, dei parcheggi delle macchine, fare dei marciapiedi con le scivole, non parcheggiare la macchina davanti allo scivolo, quindi poter andare a teatro, poter andare anche ai concerti, Sammy, che a volte siamo impediti di poter ascoltare una buona musica, perché non ci danno la possibilità di poter accedere ai concerti. E quindi dobbiamo fare suonare tutte le campane del mondo che ci vengono incontro, che il governo, lo Stato, i nostri deputati, i nostri magistrati, tutti questi uomini potenti ci vengono incontro per avere una vita più accessibile. Noi non chiediamo la luna nel pozzo, ma chiediamo la nostra libertà, il nostro rispetto e la nostra dignità. Oggi ti voglio presentare la Reina delle Americhe, che siamo stati in Colombia, come ti avevamo detto, insieme alla nostra direttrice, la Alessandra Moreno, che è di Miss Integrazione lì a Milano, e quindi abbiamo fatto questo sbarco, abbiamo portato l'Italia in Cartagena per questo grosso, di ragazzi di tutto il mondo, che è stato un concorso di premiazione, di bellezza, di tutto ciò che contorna anche le belle donne. E anche se non siamo belle, siamo in carrozzine, ma siamo altrettanto speciali come i fiori. Ti presento Mary Bellomo, che abita a Sortino, Reina delle Americhe, che lei ti racconterà il suo percorso insieme a me ormai da 5 anni insieme. Grazie Giusy, è una ragazza dolcissima la Giusy, va chiaramente conosciuta, va Grazie. frequentata, eccetera, ma soprattutto coraggiosissima, ed è per questo insomma che anche mi fa piacere parlare con te, con voi, perché portate avanti un'idea bellissima, quella che è l'idea di integrazione, di fare squadra tra chi ha una disabilità e chi qualcuna di meno, e cercare di integrare nello stesso tempo. Attenzione, integrare significa accogliere chi arriva da paesi lontani e che a sua volta accetta di essere accolto, che accetta questo paese, che accetta le regole, le esigenze di questo paese. Questa è una cosa importantissima, alla base di ogni minima convivenza. Ma sentiamo cosa pensa Mary
Bellomo, reina dell'As Americas. Mary, spiegaci un attimo come ti sei avvicinata a Giusy Shiré, al Caba e soprattutto che cosa significa oggi integrazione, che cosa rappresenta oggi il termine integrazione, ripeto, importantissimo nel 2026. Mary. Integrazione significa, intanto buongiorno, mi ripresento, come hai detto tu, non so se ti devo parlare dell'integrazione o di come ci siamo incontrati con Giusy, ma parliamo dell'integrazione. L'integrazione è un percorso che rendono la loro già difficile vita ancora più dura nelle difficoltà per chi è in possibilità di muoversi. Ma il Caba, di cui ci siamo con grande diciamo onore e percorso di inclusione che ci è stato presentato dal presidente Giuseppe Battistoni, ne abbiamo colta subito questa cosa nel nostro percorso, perché è molto importante fare squadra con il comitato Caba che si occupa delle barriere architettoniche, perché formiamo, come hai detto tu, una squadra. Il Signore ha voluto bene che ci siamo incontrati con Giusy, perché io nella mia, diciamo, giovane età, a 54 anni, diciamo, nella mia giovane età, ho intrapreso così per gioco questo percorso di modella. Da lì ci siamo incontrati con Giusy ed è stato subito amore a prima vista, come ti dicevo prima, e quindi unirsi una normodotata con una donna bellissima che ha delle difficoltà a muoversi, il Signore ci ha messo davanti appunto questo bellissimo percorso. Cominciando da Miss Integrazione, che l'ho sentito subito dentro di me una missione, perché ho capito subito che quella fascia non era la solita fascia da Miss, non togliendo niente alla bellezza, alle passerelle che ben vengono, ma era un proposito umanitario. Quindi quello per me è stato un percorso bellissimo che ancora oggi porta avanti, come hai detto tu, prima con l'Editurme Universo, che si promuove il turismo, la bellezza della Sicilia in tutta Italia, in tutta la terra, dove la meravigliosa e fantastiche luoghi della terra ci permettono ad esplorare insieme a Giusy e portare un messaggio di solidarietà, di inclusione e, perché no, abbattere le barriere, perché non ti nego che le barriere ne incontriamo nei percorsi, o come hai detto tu, nelle banchine, a volte sono molto alti, con l'asfalto un po' distrutto, dove mi viene molto difficile trasportare e sollevare la carrozzina affinché anche acquisisca la sicurezza di Giusy. O, insomma, in vari posti dove non c'è l'accesso anche per mangiare, ci è capitato in alcuni posti che non c'era l'accesso per poter entrare Giusy, perché c'erano le scale, e quindi queste barriere si devono togliere. Bravo. Non vanno bene. Quindi poi parliamo del mio titolo che ho portato qui in Italia come Reina dell'America. Questo titolo non è un traguardo, ma un punto di partenza. La corona e la fascia hanno un senso solo se messe al servizio di chi ha bisogno collaborare con la signora Alessandra Moreno, con il signor Battistoni, con la nana Onul. A me ne rende orgogliosa e spero di essere sempre all'altezza per i fondamentali contro le barriere architettoniche dei diritti umanitari e sociali.
Cavolo ragazzi, e cosa c'è di meglio che mandare avanti anche, perché mica soltanto, ma anche bellissime donne che raccolgono l'attenzione di tutti proprio sul problema delle barriere architettoniche. Direi che meglio non ce n'è, per cui veramente facciamo tanti complimenti a Mary Bellomo, alla nostra Giusy Chiré, ma al CABA, che vi invito a cercare su internet, il Comitato Abbattimento Barriere Architettoniche, perché è una battaglia che bisogna fare nelle piccole ma soprattutto nelle grandi città, che vergognosamente hanno ancora zone dove si fa fatica a camminare, fanno fatica i normodotati, ti immagini quelli che hanno problematiche, per cui dobbiamo essere dei moschini che rompono le scatole alle amministrazioni, o che siano di sinistra o che siano di destra, perché la disabilità non è né di destra né di sinistra, e sarebbe ora che facessero squadra anche quelli della politica su queste argomentazioni e non facessero distinguo gnigniro gnegnero. Noi su queste frequenze queste cose le diciamo da sempre. Giusy, l'ultimo minuto è tutto per te. Hai qualche altra segnalazione da fare? Che cosa bolle in pentola per il futuro? Beh, la Giusy Chiré, come la Mary Bellomo, ma come l'Alexandra Moreno, sono da seguire sui social, perché ne fanno di eventi belli belli. Giusy, a te. Grazie Sammy, che mi dai questa opportunità di portarti anche delle persone importanti nel nostro interno del Miss Integrazione, del CABA, dell'associazione OLLUS, dove ci occupiamo dei bambini del Corazor. Sono contento di Cartagena, salutiamo il nostro presidente Battistoni, la nostra direttrice, e grazie a te che ci dai questa possibilità di rompere le scatole a tutti per l'abbattimento delle barriere, per darci la possibilità di vivere con dignità in questo mondo che ci ha dato la possibilità di stare su questa terra. Quindi dobbiamo lottare per noi e per il nostro futuro, per le prossime persone che purtroppo avranno dei problemi, e quindi vogliamo lasciare un messaggio positivo di avere un'accessibilità. E noi facciamo squadra con voi, messaggi positivi, e come si dice qua a Milano, mai mulà, mai mollare. Grazie Giusy, grazie Mary, alla prossima ragazze. Grazie, ciao, è stato un piacere, è sempre un onore. Grazie, ciao Italia, ciao. Grazie a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 44 08, oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com, e già che siete lì sul sito buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate che d'estate, in primavera, la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica
scottature, psorisi, dermatiti cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro, trasporto gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La prima rosa rossa è già sbocciata e nascon timide le viole mammole. Ormai la prima rondine è tornata, nel cielo limpido comincia a volteggiare. Il tempo bello viene ad annunciare. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, è primavera. Lasciate entrare un poco d'aria pura, con il profumo dei giardini e prati in fior. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate. E forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Sul davanzale un piccolo signolo, dalla lì tenere, le piume morbide, ha già spiccato il timido suo volo e contro i vetri ha cominciato a picchiettare. Il suo più bel messaggio vuol portare. Aprite le finestre ai nuovi sogni, alle speranze, all'illusione. Lasciate entrare l'ultima canzone che dolcemente scenderà nel cuore. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, è primavera. E forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Ma io lo rimetterei da capo, è carinissimo questo pezzo e soprattutto il video è da vedere. Aprite le finestre, Jacqueline Branciforte. Ciao Jacqueline. Buongiorno a tutti, come state? Buongiorno, accaldati qua a Milano. Tu dove ti trovi? Dove sei? Io al momento sono da Amici nelle zone di Mondello e mi trovo qui con amici in piscina, insomma, per passare un po' di tempo tra musica e chiacchiere. E allora non parlo più, perché se sei in piscina sei sicuramente più al freschetto che qui a Milano, dove Sì, stiamo veramente... un po' più al freschetto, sì, assolutamente. Stiamo tirando le cuoia in questi Mamma giorni, mia. in senso figurato speriamo, ma no, e ho parlato con gente molto importante, mi hanno detto che nel weekend piove, ci saranno 15 gradi dai. in meno, sappilo. Non vediamo l'ora. Senti Jacqueline, prima di tutto complimenti perché hai fatto una cover veramente carina, simpatica, Grazie. come dico io, ci mena via da tutti i problemi della giornata, quante cose brutte ho letto in rassegna stampa, e poi questo è un classico, classicissimo della musica italiana. Classicissimo, del 56. Mamma mia, era cantato Sanremo 56 con Franca Raimondi. Ed è Raimondi. stato, diciamo, rimettere una nuova pelle, una nuova reinterpretazione a un brano che ha fatto parte poi di un momento storico veramente importante, perché l'Italia, insomma, si era ripresa e aveva voglia in quel periodo di vivere quello di più bello ci potesse essere, insomma. E in questo momento io mi sono sentita, insomma, anch'io così, perché c'è bisogno di semplicità
esiste secondo me bisogno di amore, di speranza, di cogliere le cose anche semplici ma che insomma ci scaldano il cuore anche nei piccoli gesti che a oggi diamo troppo per scontato. Magari, Jacqueline, qui dobbiamo veramente darci una calmata, una resettata, e d'altronde poi ti ritrovi con queste terribili notizie. Quello che succede è il Golfo, chiudono, aprono, bombardano, Sì. ammazzano, e si diventa anche insensibili alle cose terribili. Molto, assolutamente. Pensiamo che le cose capitano solo agli altri, poi in realtà siamo diventati sempre più indifferenti alle cose brutte e alle cose che capitano nel mondo. Dura. È un periodo molto complicato. Per cui, per fortuna, ci sono i comunicatori, quelli bravi, quelli buoni, come Jacqueline Branciforte, che cercano di trasmettere positività con semplicità. E questo pezzo, Aprite le finestre, Ci storica proviamo. canzone dei nostri genitori e dei nostri nonni, e ci prova anche con un bellissimo video che abbiamo guardato in radiovisione. E per quelli che non l'hanno visto, prima di tutto dovete andarlo a cercare su YouTube. Jacqueline, scritto Giaqueline Branciforte, Aprite le finestre. Per quelli che non possono vederlo, ce lo devi raccontare, Jacqueline, e non è facile perché i riquadri dove ci sono tante Jacqueline, ognuna che fa robe diverse, i riquadri sono tanti. Sì. Vediamo. Sono 24. Spiegaci sono se sei capace. 24 scene diverse di me in realtà, che interpreto la mia stessa lo stesso filone di donna in diverse situazioni, anche quello della casalinga. Qualcuno potrebbe dire: ma cosa c'è di così particolare nel vedere una donna stirare o cucinare o prendersi cura della propria famiglia o dei propri cari? Secondo me c'è tanto amore e dedizione e sacrificio anche lì, ed è importante farlo notare, farlo vedere. Io volevo dare l'idea insieme al mio team, e ringrazio tantissimo Daniele Comelli, Davide Ferraccio per aver girato con me questo video, e che lavorano con me ormai da più di 10 anni, tutto diretto con la grande collaborazione e tutto questo progetto seguito da Gianni Marsili e Romano Musumarra, che è il produttore musicale con cui stiamo registrando al momento molti dei miei inediti. Aprite le finestre in realtà apre le finestre a quello che è il mio progetto musicale inedito, e non vedo l'ora poi pian piano di farvi sentire un po' tutto, ma il video è concentrato sulla figura femminile, una figura che non deve essere per forza perfetta, super truccata, super appariscente, ma quella figura che coglie la semplicità, la genuinità e la gentilezza. Secondo me la gentilezza è un punto di forza, non è un punto debole, e quindi ho rappresentato quello che in realtà rappresentano tutti i miei momenti, perché anch'io vivo in campagna circondata da animali, adoro la natura. Sono una persona che attraverso la musica cerca di raccontare quello che vive, e vivo di momenti che sono tra gli amici, le cose più vere, più semplici, E che questo. ci portiamo dentro poi. E questa è la cosa, il clou del video, la semplicità. Lo stiamo rivedendo ancora che ci sguarda sui social, e anche noi dobbiamo cercare di vivere un po' più semplicemente, toglierci un po' di quella scorza che quasi ci vuole Perché il mondo nascondere. va così, tutto così di fretta, e
ed è così tutto in modo molto caotico che vivere il tempo in modo più rilassato e goderci anche quei momenti è diventata veramente una cosa impensabile. Ragazzi miei, adesso stiamo guardando tutte le immagini, tutte le Jacqueline Branciforte che ci sono nel video. Jacqueline, prima di salutarci, sì, voglio sapere qual è la Jacqueline che ti piace di più tra quelle che hai interpretato in questo video, perché c'è anche quella con la gallina in mano, c'è quella di Jacqueline che suona la chitarra, Jacqueline in costume da bagno, Jacqueline che stira. Qual è quella che ti piace di più? La sincera verità sono veramente tutte, mi rappresentano tutte quante. La gallina è la mia, ho 3 galline a casa, quindi non è niente di così ricreato in modo, diciamo, solo per il video, quindi è qualcosa anche di autentico, è vero, che fa parte della mia quotidianità. Mi rappresentano tutte in un modo o nell'altro, chi più chi meno. Sono personalità che insomma fanno parte di me. Quella forse a cui sono un po' più che mi sta più a cuore, ecco, sicuramente quella degli animali, della natura, perché amo assolutamente tanto gli animali e mi circondo sempre di ottimi amici pelosi, ecco. Ottimo, e naturalmente non parliamo degli amici con cui ti trovi adesso in piscina, che anche loro sono vicini a te e diranno: ma sta parlando di noi, punto di domanda. Li salutiamo caramente. Jacqueline Branciforte, signori, da cercare su YouTube il video di Aprite le finestre, ma chiaramente Jacqueline, adesso a questo punto ci mettiamo in attesa degli inediti. Appena arrivano ce li fai avere, mi raccomando. Con molto piacere, davvero, con tanto piacere. Grazie davvero. Buona estate, Jacqueline. Anche a voi, un bacione grande, buona estate, grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Voglio la gallina. Jacqueline aveva in mano anche la gallina, scusa. No, voglio essere in piscina, anche questo. 11:48, sì, la voce di Sammy Varini in vostra compagnia ancora per una manciata di minuti. Tra poco gli appuntamenti da non scordare targati Lega, ma dovrei stare qui fino a domani perché sono tantissimi i vostri WhatsApp al 340 6709 659, numero magico da memorizzare sul vostro cellulare. A cosa serve? Serve che in qualunque momento del giorno o della notte, che siamo in diretta, che non siamo in diretta, voi potete inviare un commento, ma anche un video, qualche cosa che sta accadendo vicino a casa vostra. Diventate dei veri e propri giornalisti. Memorizzate il numero 340 67 09 659. Il vostro messaggio arriva qua sul computer di bordo di Radio Libertà e il primo giornalista che è in onda lo fa vedere, lo fa sentire. Non è male come cosa. Tiro un po' a caso perché sono veramente tanti i messaggi e mi dispiace sempre di lasciarne via qualcuno. Sul cursore sentiamo cosa dice questo, sentiamo. Caro Sammy, il signor Barboni ha fatto benissimo perché ne abbiamo piene le palle di questi immigrati irregolari che distruggono la nostra vita. Ascoltatrice decisamente chiara, e devo dire non sei l'unica. Abbiamo letto in rassegna stampa ciò che ha combinato questo signor Barboni o giù di lì. Ha atterrato un immigrato che stava disturbando, l'ha atterrato un po' violentemente. Ecco, sinceramente a me non è piaciuta questa violenza. È un sintomo di qualche cosa di esagerata, o appunto che mi avvicina a quel film che, guarda caso, vi sto proprio distribuendo gratuitamente in questo periodo. Si chiama Citizen Vigilante, lo trovate anche su YouTube, censurato in tutta Europa, non è uscita neanche la versione italiana. È chiaro, tutti
Tutte queste reazioni rappresentano un'incazzatura molto forte che c'è qua in Italia e che c'è anche in Europa. Io non condivido la violenza, mai. Qualcosa bisogna fare. Secondo me questo governo sta agendo molto bene e non certamente per paura di Vannacci, come scrivono i giornali di sinistra, perché questa è la Lega da sempre. La differenza è che prima c'era qualcuno che tirava un freno a mano all'interno del centrodestra, adesso magicamente non lo fa più. Però sono arrivati molti messaggi che danno ragione a questo signore che ha atterrato, ha buttato per terra e preso a pugni l'immigrato cattivo, che non faceva niente di cattivo, ma stava disturbando. C'è un altro messaggio audio sul cursore, sentiamo che dice. Signori, buongiorno, buongiorno Sammy, sono Albino. E niente, io la notizia l'ho già vista ieri sera, bisogna sempre raccontare nel modo giusto. Se me la prendi dal Corriere della Sera, ovviamente un giornale fazioso come quello, puoi capire, non è l'unico oltretutto. Allora, se uno si mette in mezzo alla strada, mi blocca il passaggio, mi prende a male parole, è chiaro, non me ne fotte una fava che sia ubriaco meno. Se questo poi oltretutto cerca anche di rivoltarsi e di mettermi le mani addosso, io gli rompo le ossa, non me ne frega niente, chiaro? Chiaro? Io rispetto tutti, tutti devono rispettare me, quindi tu non mi blocchi la strada, io potrei avere dei problemi, perché devo magari andare in ospedale, devo andare a casa di corsa, ho dei problemi. Tu la strada non la blocchi, chiaro? Quindi l'ha preso a cazzotti, cosa ha fatto? Visto che ci sono i filmati, puoi capire, stanno girando dappertutto. Adesso uno può dirgli sì, dagli la medaglia, quello che uno vuole. Comunque io avrei fatto nella stessa maniera. Se quello mi si rivoltava contro, io lo cartellavo, anche se ho 81 anni. Lo cartellavo e di lì non ci piove. Chiaro? Ciao. Qualcosa mi dice che questo caso potrebbe entrare al centro delle polemiche politiche nei prossimi giorni. Messaggi WhatsApp al 34067096659. La nostra radio serve anche per questo, è un laboratorio politico molto molto potente. Sappi che appena prendo il potere, quelli che fanno le previsioni del tempo, annunciatore compresi, saranno messi alla garrota. Qui sul lago d'Iseo c'è nuvoloso, buffoni. Marco, magari fossimo sul lago d'Iseo, ma è tutto ieri che è nuvoloso, però eravamo a fare la danza della pioggia anche a Cassano Magnago, in provincia di Varese, dove io abito, ma non è arrivata neanche una goccia. Certo, l'autonomia ce l'avremo in quel posto, come la secessione, il federalismo, la devolution e tutte le promesse mai mantenute. Capisco che lei deve fare il suo dovere per spirito di bandiera, ma almeno abbia la compiacenza di non prenderci per il culo, per il naso. Questo lo lasci fare al suo amico Salvini. Gino, ma è Gino il pidino, dai Gino, ti devi presentare subito. Ben ritrovato Gino, ti avevo perso, ero quasi preoccupato. Chiaro che non essendoci più l'unità in edicola si deve sfogare in qualche modo. Coglioni bolognesi che si ostinano a votare i comunisti amici degli immigrati a discapito degli italiani che pagano le tasse. No, non ce l'abbiamo con voi bolognesi, semplicemente, certo, l'articolo che quest'oggi racconta come gli immigrati viaggiano gratis, ma già lo fanno su gran parte di treni eccetera, ma sui mezzi pubblici a Bologna gli immigrati viaggiano gratis mentre i bolognesi devono pagare. Sammy, sai perché non vogliono far pagare il biglietto sui mezzi pubblici? Perché gli stranieri clandestini normalmente non pagano, così il controllore non deve più sprecare tempo con loro. I sinistri non sanno più cosa pensare per agevolarti, intanto noi paghiamo. Simpatica. No, è anche un po' per paura, perché chiedere il biglietto a un immigrato è sempre un rischio. Quando il muretto è basso, tutti si appoggiano, a buon intenditor. Sono l'unico a non aver capito. Buongiorno, Macron ha detto siamo pronti a versare il sangue, ma il sangue di chi? Pina, ma noi abbiamo anche l'inno di Fratelli d'Italia, già quell'inno mi fa venire di grattare, del grattamento, non so perché. Mamma mia.
Non ce la farò mai a leggerli tutti, assolutamente, non ce la farò mai. Allora, leggiamo qualche appuntamento da non scordare? Molto volentieri, ragazzi, anche perché targati Lega ce ne sono tanti sul territorio. Io vi invito a Fabalaluce, fate 2 passi a piedi e guardate, ci sono in giro poster, manifesti di vari eventi, feste della Lega, ad esempio ad Adro, in provincia di Brescia, dal 17 al 19 luglio, quindi questa settimana, la 14ª edizione di Ader Lega Fest al Teatro Mucchetti di Via Indipendenza, venerdì 17 Attilio Fontana, Davide Caparini, Floriano Massardi, Riccardo Molinari e la musica anni 90 con DJ Alberto Paderno. Sabato 18, sempre ad Adro in provincia di Brescia, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia con un tributo pop rock italiano e internazionale insieme agli The Lighters. Domenica 19, sempre ad Adro in provincia di Brescia, Matteo Salvini, Paolo Formentini, Stefano Borghesi con Lit Festival Bar, DJ Loric, tutte le sere dalle 19, stand gastronomico con specialità tipiche nostrane. Ragazzi, se siete su Brescia in questi giorni, dal 17 al 19 luglio, la festa della Lega ad Adro in provincia di Brescia. Direi che non è da mancare, soprattutto per gli ospitoni, ragazzi. Sicuramente si parlerà anche lì di remigrazione. Giovedì 16 luglio, questo giovedì, con il patrocinio del comune di Cairate, siamo in provincia di Varese, presso il chiostro del monastero di Cairate, bellissimo, intrecci di sostenibilità sociale e inclusione per il futuro del territorio. I saluti istituzionali di Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare in Regione Lombardia, moderato da Matteo Inzaghi, che abbiamo intervistato poco tempo fa di Rete 55. Un parterre importantissimo, ospiti importantissimi, giovedì 16 luglio ore 20:45, chiostro del monastero di Cairate, in provincia di Varese. Quinta festa della Lega Bassa Valle Scrivia. Segnate in calendario, prego. Venerdì 24 luglio, piscine di Castelnuovo Scrivia, via Basnaco Nicolosio 28/A. Apericena e DJ set a partire dalle 19. Riccardo Molinari, Enrico Bussalini, Lino Pettazzi, Federico Chiodi, il segretario della Lega sezione Bassa Valle Scrivia, Mirko Villani e tanti esponenti della Lega. Venerdì 24 luglio, piscine di Castelnuovo Scrivia, siamo in provincia di Alessandria. Ancora gli appuntamenti da non scordare targati Lega? La Lega Puntida Fest, lo sapete, quest'anno si trova a Cisano Bergamasco in Dorando Pietri, via Dorando Pietri. Proprio domani, in È tutto un magna magna, intervisteremo qualcuno tra gli organizzatori. Intanto vi invito a segnare giù mercoledì, quindi da domani 15 luglio, si riparte con la Lega Puntida Fest e attenzione che ci sono ospitoni della miseria e domani cominceremo a darvi una bella lista. Sono in grado di ricordarvi anche lo Spiedo Padano, anche quest'anno è a 2 passi dall'appuntamento di Pontida, che se non erro ci sarà il weekend del 20 settembre, non è ancora la data ufficiale, non è stata ufficializzata ma dovrebbe essere quella data. Domenica 6 settembre c'è lo Spiedo Padano. Già, e qui siamo in provincia di Brescia, presso il ristorante Birreria La Loggia di Rovato in provincia di Brescia, domenica 6 settembre a pranzo, anche con il sottoscritto Sammy Varine con Radio Libertà, perché non siamo mica scemi, quando c'è da mangiare roba buona tipo lo Spiedo Padano vuoi che io non ci sia. Lega Valle d'Aosta vi invita a Pontei 2 agosto, località Zerbio, dalle ore 11, festa della Lega Valle d'Aosta, con la gara di go-kart e la grigliata. Tra gli onori
di avervi ospiti. Avremo anche Nicoletta Spelgatti, Alessandro Giglio Vigna, rappresentanti della Lega. Se siete in zona Valle d'Aosta, Pontei, 2 agosto, festa della Lega Valle d'Aosta. Sto per andarmene quasi, ancora un attimino, dai, perché c'è la festa della Lega anche a Imbersago, la Lumbar Fest dal 17 al 19 luglio a Imbersago nella Brianza Lecchese. E anche qui, ragazzi, ospitoni della miseria: Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, venerdì 17, insieme ad Alessandro Vanotti, segretario della Lega Lombarda di Merate. Domenica 19 luglio a Imbersago arriva Massimiliano Romeo, ma ragazzi c'è Alessandro Morelli, sabato 18 luglio alle ore 21. Lumbar Fest a Imbersago nella Brianza Lecchese. Abbiamo finito? Eh sì, ragazzi, anche se potrei andare avanti ancora perché ci sono tanti eventi con la Lega è finito il tempo, è finito il tempo. Ritorno domani. Domani, ore 7:30, ricominciamo tutto da capo. Grazie a Francesco in regia, a tutti voi per gli incredibili messaggi. Appuntamento a domani.